c'è un'unificazione, quindi un relazionale, eccetera, eccetera. Sia proprio fai B, selezione necessaria, documenti nasce sul piano sul piano cartesiano, però che lavora su macro. E poi serve, questo serve per chi ha pensato questo, che però io ho usato un'analisi, e questo è un anno difficile, perché ho usato per le quarti quinta, e quindi in analisi dei messaggi separati agli scrivi, primi e seconda, questo è una parola terza degli scrivi, in analisi praticamente italiana. E costante questo incontro più obiettivo, l'unica cosa che ho scelto questo locale salente nel senso, ma quindi questo progetto che era giunista, che non ci abbiamo messo sul verso in anni, non lo abbiamo sul materiale prodotto, un'idea che sta qui adesso più circolo, più sposta fare. È l'unica cosa che ho scelto al progetto, l'ho usato e sono fatto senza problemi. Sull'empasi su riesco, sai che se ho dentro la idea sono anche sul computer, ce l'hai tutto questo procedimento di ambito oscuro dei vari società. Grazie. Cosa nostra, dottoressa Luce, anzi, in stato di terminare dice il dottore. Prego. Allora, io parlerò in italiano. Scusate, chiedo scusa, ma non so parlare di santo, lo capisco, dovrei fare una traduzione e penso che quindi non è il caso di parlare dell'italiano, perché io purtroppo faccio parte di quella generazione in cui era vietato parlare di santo a scuola. Guai, si stava pensato, c'erano i propri, non come non succedeva, come mi avevano messo stamattina, che loro addirittura subivano delle multe. Dice, a scuola c'era il San Marinaro e se si diceva una parola in santo si mettevano le multe. Quindi in scuola, era mia compagna di scuola, anche a lei succede sì, svettine, quelle di ottone. Sì, diceva 5 lire, infatti. Vabbè, io comunque vedere che nella mia scuola il santo viene utilizzato tantissimo. Intanto volevo ringraziare il maestro Piani, perché veramente questo libro dà degli studi molto positivi per quanto riguarda l'attività didattica. È un peccato però che non si possa leggere questo libro. No, che si può fare. Si può fare? Nulla è impossibile. No. Che a breve è una magra consolazione, però a breve tutti e due questi in formato PDF saranno nel sito della regione, nel sito basta entrare nel sito che il link della regione pubblica e saranno in formato PDF. Ho parlato stamattina con il referente dell'ufficio di San Basale, vedo se a breve, perché loro ce l'hanno già il materiale in formato PDF, non l'hanno ancora inserito nel sito per motivi economici, però dovrebbe esserci fra poco. Non è la stessa cosa che averlo in cartaceo, però perlomeno da un programma PDF si possono estrapolare alcune parti, portare in file di Word, travasarlo in sardarese per dire, e quindi si può dire anche una cosa da servire voi. Invece i testi non riuscivo a leggere ancora la segreteria del Sassuolo di Girei. Ho parlato con una collega che la faccio Siamo in scuola di Giugeri, spiego un po' che cosa sono. Allora, dicevo che la nostra scuola è abbastanza sensibile ai problemi e a utilizzare la lingua sacra nell'attività didattica, sia nella scuola materna sia nella scuola primaria, un po' meno nella scuola secondaria. Devo dire che per quanto riguarda la scuola materna, l'anno scorso abbiamo avuto anche la richiesta dei lavori che noi abbiamo proprio sul bilinguismo e anche sulla fiabilità, che fanno parte di una guida didattica
dell'edizione Rubino che è pubblicata a livello nazionale. Hanno preso spunto proprio dall'attività che noi abbiamo portato avanti e l'hanno pubblicato. Quindi una parte riguarda proprio l'attività sul bilinguismo e sul carnevalismo e anche sulla varie attività che si fanno a scuola. Ogni anno scusami se io chiedo, vi hanno pagato? No, perché la questione è questa, no? Se qualcuno produce, fa un lavoro, il suo lavoro, o fa, insomma, nel caso di Viani e Zucca che hanno lavorato gratis, praticamente, però questo accadeva quando la scuola magari non era autonoma, però adesso vediamo la situazione in cui la scuola è autonoma e una scuola produce, perché devo dare il materiale alla Rubino che si ripubblica a livello nazionale e si rivende? Me li pubblico e li vendo io se per questo, oppure mi paghi se io produco. Voglio dire questo, che non basta la passione di fare le cose, la gente lavora anche perché il lavoro poi dà dei ritorni. Pensiamo ai giovani, per esempio, no? Una motivazione interessante per incentivare, diciamo, gli approfondimenti culturali di questo tipo, linguistici, musicali, storici, geografici, per esempio della conoscenza del territorio e quant'altro, può essere esattamente questa, che io sono in grado di produrre cose che altri non sanno fare. Dunque le metto, se le metto, diciamo, in circolo, sì, se le metto a disposizione, io posso averne anche dei vantaggi. La scuola dell'autonomia può fare questo ragionamento, altro che investire, oppure pagare comunque. Per noi è già è stato positivo anche il fatto di essere inseriti in questa guida didattica a livello nazionale. Cioè è stato un modo per far conoscere sia pensato la nostra lingua all'elettorato. Quindi c'è già stato abbastanza importante questo, abbastanza positivo. Devo dire che tutti i progetti sono stati portati avanti, i progetti per la 2, sono vari anni che noi portiamo avanti questo. Ogni anno c'è sempre la presentazione finale di tutti i bambini, sia della materna che della scuola primaria di Sardo. Per quanto riguarda ad esempio la terza elementare, quest'anno hanno tradotto la Divina Commedia e hanno rappresentato i bambini della terza elementare, hanno rappresentato la Divina Commedia in Sardo, fatta nel nostro ambiente. È stato una cosa veramente positiva, molto piacevole vedere questi bambini di 8 anni fare queste rappresentazioni. Quindi mi sembrava importante sottolineare un'altra cosa che diceva Mariella. Diceva noi dobbiamo appassionare i nostri ragazzi ai luoghi. È vero, e infatti cerchiamo di far conoscere il nostro territorio ai ragazzi, perché è vero